Segna stampa. Siamo dunque giunti al nostro approfondimento, parliamo della 15ª edizione dei Mondiali di Parapendio che si terranno dal 1° al 15 luglio prossimi sul Monte Avena nel Bellunese. Ci è raggiunto in studio Matteo Di Brina, presidente del comitato organizzatore Monte Avena 2017. Buongiorno. Buongiorno. Questo appuntamento sportivo, l'abbiamo già anticipato all'inizio, è per la prima volta in Italia, in particolare in Veneto, per voi un grande risultato. Un grande risultato. Dall'1 al 15 luglio in Monte Avena, nel Bellunese, nel comprensorio del Monte Avena, nei comuni di Pedavena, Feltre, Fonzaggio e Sopramonte, si svolgerà appunto questo campionato mondiale. Ci siamo contesi con tante nazioni, c'era la Turchia, il Brasile, il Portogallo, la Svizzera, l'Austria, e quindi è stata una grande vittoria per noi. Tra l'altro in uno scenario, noi abbiamo presentato uno scenario bellissimo, la Val Belluna, che si presenta proprio a livello orografico anche una vera palestra per il volo libero. Per questa edizione c'è il record di nazioni in gara. Abbiamo raggiunto il record di nazioni in gara, sono 48 nazioni da tutto il mondo, 10 più dell'ultima edizione che si è svolta in Colombia. E insomma sì, grande soddisfazione, arrivano piloti da tutto il mondo, veramente dal Sudafrica, dall'Australia, abbiamo dal Nuova Zelanda, dal Brasile, quindi sicuramente multilingue. Ecco, sono molte le iniziative che avete organizzato che sono collaterali, non sono solo per gli addetti ai lavori. Infatti abbiamo iniziato il lavoro 2 anni fa e abbiamo il risultato di ottenere un francobollo a noi dedicato, un percorso lungo, interessante, però che ci ha dato una grande soddisfazione. Abbiamo un'edizione particolare della birra della fabbrica Dolomiti di Pedavena, fabbrica Pedavena, una birra dedicata al mondiale, riservata in 22.000 bottiglie. Abbiamo allestito adesso proprio a Feltre, nel centro storico, una mostra di Leonardo da Vinci, un pioniere, se vogliamo, del volo libero. Lui non ha volato materialmente, però aveva già l'idea che l'uomo potesse volare, e quindi è una bella mostra a lui dedicata di sue opere che si possono anche toccare, perché in realtà sono tutte riproduzioni in legno. Ci sarà il 28 la presentazione dell'intero programma, dell'intero evento, e un'eccezione, un momento molto importante, il passaggio delle frecce tricolori, eccezionale, non eccezione. Assolutamente eccezionale e a noi dedicato, quindi è ancora più eccezionale per noi, ne siamo di questo sicuramente orgogliosi. Del resto mancava da mezzo secolo nel Bellunese, e averlo noi portato è un onore. Ringraziamo sicuramente l'Aeronautica Militare che lo fa a titolo gratuito, quindi è poi con noi legata proprio per il fattore aria, volo. Sarà una presentazione del mondiale aperta al pubblico perché è un mondiale del territorio, l'italianità dimostrata anche dal passaggio delle frecce tricolori, e quindi lì esporremo tutto il programma del mondiale in Piazza Maggiore a Feltre, appunto il 28 di giugno. A che ora? Così? Dalle 15:30 alle 18:30, 18:30 ci sarà il sorvolo delle frecce. Un programma molto ricco, abbiamo sentito queste anticipazioni, ci può dire, raccontare quali sono gli eventi principali? Il 1° luglio arrivano le nazionali. E nel contempo al Boscherai, centro operativo di tutto l'evento nel comune di Pedavena, abbiamo allestito, ci sarà sia il 1° che il 2 luglio, un expo di tutti gli sport outdoor. Il 2 luglio ci sarà la cerimonia di apertura alla sera nel centro storico di Feltre, con grande spettacolo, devo dire, abbiamo organizzato una cosa veramente bella. Il 3 ci sarà un giorno di prova, dal martedì 4 fino al sabato 15 di luglio saranno tutti i giorni di gara. Ricordiamo che sul sito www.monteavena2017.org si trova il programma e si potranno seguire le gare in streaming. Ma come si svolgono queste gare, per chi non conosce questo mondo? È una vera e propria, è proprio una gara di velocità, è un percorso in aria che devono effettuare questi 150 piloti, che può ormai superare anche 100 km in linea d'aria, grandi prestazioni sia da parte dei piloti ma anche dei mezzi che ormai sono molto evoluti, e quindi chi riesce a farlo nel tempo più breve possibile, più breve, chiaramente il primo che raggiunge la meta poi ha vinto, perché la partenza è straordinaria, è molto bello vedere perché è in aria ed è simultanea, simula un po' quelle che sono le gare di barche a vela. C'è un favorito? Ma sono dei favoriti, via. Diciamo che la squadra francese è un po' avanti nel ranking, però noi italiani siamo sempre a podio, e chiaramente giocando in casa oggi in questo frangente avrà un grande tifo la nostra nazionale, e speriamo di portarla nel podio più alto. Bene, grazie. Allora ringraziamo Matteo Di Brina, presidente del comitato organizzatore di Monte Avena 2017. Per tutti gli appassionati ricordiamo l'appuntamento dal 1° al 15 luglio prossimi. Noi proseguiamo per qualche minuto la nostra rassegna stampa.
Andiamo ancora avanti rimanendo nel bellunese, appunto l'argomento